Buonasera da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Messina, morti sospette all'ospedale Papardo, oggi il sequestro di 2 sale operatorie del reparto di cardiochirurgia, i sigilli dopo la lettura delle analisi e delle verifiche nel reparto. Amica di tutti, teneva unita la squadra, l'allenatrice di volley di Larimar ricorda la quindicenne trovata impiccata a Piazza Armerina, fiaccolata nel comune dell'Ennese e a Besozzo, il paese da cui era partita. Un incontro con gli studenti sul fenomeno della violenza contro le donne. Ad Agrigento Gino Cecchettini, il papà di Giulia, la ragazza uccisa dall'ex fidanzato un anno fa. Ribera, nell'Agrigentino, un prete raccoglie abiti da sposa usati da donare alle donne che non possono permettersi di comprarne uno nuovo e le donazioni arrivano da ogni parte d'Italia. Il caso dei contributi dell'assessorato al turismo scatena scontri all'interno di Fratelli d'Italia in Sicilia. L'ultimo addio in casa Lega fa intravedere una possibile nuova mappa politica della coalizione. Catania, il porticciolo non si tocca, vibrante manifestazione contro la privatizzazione del demanio marittimo di Ognina. Calcio, prova di carattere del Catania che pareggia 2-2 al Partenio contro l'Avellino. Il Trapani torna a vincere e trafigge con 4 reti in casa il Latina. Ancora ben trovati a Messina, il caso delle morti sospette all'ospedale Papardo. Questa mattina il sequestro di 2 sale operatorie nel reparto di cardiochirurgia è un provvedimento scaturito dopo la lettura dei dati ottenuti dalle analisi e dalle verifiche effettuate. Francesco Triolo. Numerose criticità in termini di salubrità degli ambienti operatori, il superamento delle soglie di rilievo della presenza di agenti patogeni e altri microorganismi è quanto emerso dalle verifiche che la Procura di Messina ha disposto tra agosto e settembre scorsi nelle sale operatorie del reparto di cardiochirurgia dell'ospedale Papardo di Messina, dove si sono verificate diverse morti sospette, tutte molto simili l'una all'altra. Adesso, a seguito di quegli esami, il cui risultato era atteso da settimane, la Procura ha chiesto ed ottenuto dal GIP del Tribunale il sequestro di 2 sale operatorie del reparto di cardiochirurgia del Papardo, un provvedimento eseguito questa mattina dai carabinieri del NAS di Catania e della compagnia di Messina Centro. Il provvedimento scaturisce dagli accertamenti condotti dai carabinieri dopo le denunce presentate dal settembre scorso dai familiari di alcuni pazienti che, sottoposti ad intervento di cardiochirurgia nell'ospedale della zona nord di Messina, erano deceduti a distanza di pochi giorni all'operazione per infezioni tipicamente ospedaliere. Almeno 5 le morti sospette, da cui sono partite le indagini affidate alle sostitute procuratrici Anna Maria Arena e Alice Parialò, che si sono avvalse anche di un pool di consulenti composto dall'infettivologo Dino Mondello, la medico legale Daniela Sapienza e il cardiologo Gianluca Di Bella, 3 gli indagati per omicidio colposo. Dalle verifiche è emerso che i decessi relativi alle denunce si inserivano in un novero più ampio di casi analoghi avvenuti nel reparto sanitario ai danni di pazienti sottoposti a interventi di varia natura a cui erano state installate valvole cardiache o bypass coronarici. In una nota il Codacons chiede all'assessorato regionale alla salute e al Ministero della Salute di avviare immediatamente una indagine ispettiva non solo sul caso del Papardo, ma anche sugli standard di igiene e sicurezza di tutte le strutture ospedaliere pubbliche e private della Sicilia. Noi voltiamo pagina, torniamo a Lari, ormai la chiamiamo così, e di Lari parla la sua allenatrice di pallavolo, parlando di lei come di una ragazza sempre pronta a tendere la mano a chi aveva qualche difficoltà. 20 giorni dalla morte della ragazza, trovata impiccata a Piazza Armerina, 2 fiaccolate per ricordarla. Sentiamo Lorena Dolci. Scrivevo e diceva qua Lorella è bellissimo, qua è proprio bello. Tu non hai idea, voi ci dovete venire. Quel posto bellissimo è Piazza Armerina, il paese che si è trasformato in un incubo per Larimar e dove poi ha trovato la morte ancora avvolta nel mistero.
L'allenatrice e le sue ex compagne di squadra della Volley Academy di Besozzo, in provincia di Varese, nei giorni scorsi hanno fatto una fiaccolata componendo con i lumini il numero 22, quello della sua maglia, e deponendo 15 rose bianche, tante quanti i suoi anni. A giugno la quindicenne era tornata per riabbracciarle e queste immagini riprendono quei momenti di gioia, proprio come era lei. Un ricordo bello di una ragazza forte, di una ragazza brava, intelligente, amica di tutti, una ragazza che sollevava la squadra, che aiutava quelle che vedeva che erano in difficoltà. Oggi una scia di dolore e paura di fronte ai tanti perché di una morte assurda, con 2 procure che indagano per istigazione al suicidio e le anomalie di un'impiccagione che lasciano increduli familiari e non solo. Io sono più che convinta che non l'avrebbe mai fatto, ma non solo io, ripeto, qui tutti abbiamo la stessa convinzione. Oltre al dolore, ecco, c'è questa paura del perché di tutto questo. Anche a Piazza Armerina ieri 1 migliaio di persone sono scese in piazza per pregare e chiedere verità. Una risposta potrebbe arrivare dai cellulari sequestrati di 8 ragazzi e da quel video intimo diffuso sui social prima dell'ultima lite a scuola. Ad Agrigento, al Palacongressi, Gino Cecchettin, il papà di Giulia, la ragazza uccisa dall'ex fidanzato 1 anno fa, ha incontrato gli studenti per un confronto sul grave fenomeno della violenza sulle donne. Davide Sarto. Applausi ed emozioni hanno accolto ad Agrigento al Palacongressi Gino Cecchettin, il padre di Giulia, la ragazza uccisa brutalmente dall'ex fidanzato l'11 novembre del 2023. Al centro del confronto il grave problema della violenza sulle donne, un fenomeno trasversale che la comunità internazionale riconosce oggi come violazione fondamentale dei diritti umani. È un messaggio di amore e di speranza. Noi ci ispiriamo a Giulia, che era l'incarnazione dell'altruismo e della bontà. E su questo abbiamo fatto una fondazione ed è quello che portiamo ai ragazzi. Dal giorno del funerale della figlia Giulia, Gino Cecchettin ha scelto di condividere il proprio dolore cercando di affrontarlo e renderlo costruttivo perché possa essere di aiuto alle giovani e ai giovani del nostro paese. Tutti possiamo fare di più, chi può contribuire attivamente anche alla politica sicuramente, cercando di stare vicino ai cittadini e cercando di capire il fenomeno di questa violenza e magari aiutando le associazioni e le fondazioni. Nel corso dell'incontro Cecchettin ha anche presentato agli studenti del Liceo Leonardo il suo libro Cara Giulia. A Catania i carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un uomo di 39 anni che ha minacciato di morte l'ex moglie. Al padre di lei per telefono avrebbe detto: vengo là sotto e vi ammazzo. La donna, che si è rifugiata in casa con il figlio di 5 anni, ha chiamato i militari non appena ha sentito l'ex prendere a calci e pugni la porta minacciando: fai uscire il bambino oppure ti ammazzo. A Caltanissetta uomini maltrattanti in terapia finanzieranno la borsa di lavoro di una donna vittima di violenza. Ieri 2 di loro hanno raccontato la loro esperienza nel corso di un convegno. Sentiamo Eva Spampinato. Rinati grazie alla psicoterapia e pronti per una nuova vita. La testimonianza di 2 uomini maltrattanti, uomini cioè che sono stati denunciati dalle loro partner per le violenze subite e che hanno affrontato un percorso di psicoterapia, è stata raccontata dagli stessi protagonisti davanti ad una platea attenta nel corso di un convegno sui percorsi di rigenerazione nell'ambito della violenza di genere che si è svolto a Catena Nuova. La psicoterapia mi ha cambiato molto a me perché ho capito il modo di come affrontare le cose. Prima cosa, quando c'è un problema, prima io ero il tipo di persona che mi arrabbiavo sempre, invece ora ci rido sopra ogni cosa che succede. I 3 testimoni di un cambiamento possibile sono tutti seguiti dal CUAV, Centro per Uomini, Autori o Potenziali Autori di Violenza di Genere, della cooperativa di Caltanissetta. Qui vengono inviati a seguito di misure giudiziarie per cominciare una psicoterapia che in molti casi si sta rivelando efficace. Il primo obiettivo è raggiungere una buona consapevolezza del reato, perché molte volte la persona che commette il reato non è consapevole e non riesce a veramente a guardarsi dentro
e a vedere cosa genera nell'altro. Sempre da Caltanissetta è partito un progetto seguito dalla cooperativa Ethnos. Uno dei processi che attenzioniamo è quello di permettere l'autonomia delle donne. L'uomo maltrattante, quando esegue la sua psicoterapia, fa una donazione simbolica e questi soldi vengono poi donati per il pagamento delle donne del lavoro che svolgono. Adesso andiamo in provincia di Agrigento, a Ribera, dove un sacerdote raccoglie abiti da sposa usati per donarli alle donne che non possono permettersi di comprarne uno nuovo. L'iniziativa in poco tempo ha avuto grande riscontro con le prime donazioni arrivate da tutta Italia. Davide Sarto. Lui è Don Antonio Nuara, parroco della chiesa di San Pellegrino di Ribera in provincia di Agrigento. Alcuni anni addietro è stato alla ribalta delle cronache perché in più occasioni ha deplorato pubblicamente le donne che si presentavano all'altare per il loro matrimonio indossando abiti troppo scollati e, secondo il prelato, inadatti ad un luogo sacro. Adesso Don Antonio balza ancora alla ribalta nazionale per un'iniziativa benefica e di solidarietà. Raccoglie abiti da sposa da donare alle donne che non possono permettersi di comprarne uno nuovo. Gli abiti attualmente donati superano i 25, però credo che arriveremo a 150-200 abiti. E ho visto che anche molti negozi mi daranno gli abiti che non ne hanno venduto nell'anno, addirittura con le etichette, quindi nuovi di zecca. A raccolta conclusa, Don Antonio ospiterà gli abiti nuziali al monastero delle Suore di Santa Rita da Cascia affinché siano rese a disposizione delle ragazze dei loro istituti o delle missioni prossime a sposarsi ma che non hanno i soldi per acquistare un abito nuovo. Dare la possibilità a una ragazza che non se lo può permettere di avere la stessa gioia che la sposa che ha indossato quell'abito ha avuto nel giorno del suo matrimonio. Quindi un amore che si rivive, che rinasce anche in un'altra donna, in un'altra persona. Adesso cambiamo argomento alla politica, scontri, tensione all'interno di Fratelli d'Italia in Sicilia proprio per il caso dei contributi dell'assessorato al turismo. Fuga dalla Lega ma un centro dall'altra parte che cresce. Sentiamo il servizio di Maglio Viola. C'era una volta la Democrazia Cristiana, ma se non c'è più quel partito, almeno nella forma che fu per dimensioni, correnti e presenza storica, quelli che ci sono ancora sono invece i democristiani e crescono all'ombra di varie sigle. A mostrare questa crescita in particolare la Sicilia, dove il quadro politico è in evoluzione, ma non soltanto. Nel paese il ritorno dei democristiani è ormai alle porte. Da oggi Noi Moderati, il partito di Saverio Romano e Maurizio Lupi, ha un suo deputato all'Ars, il primo. Non potrà fare gruppo, ma introduce una rappresentanza parlamentare che fino a ieri non c'era, anche se è ben salda quella politica, visto che Noi Moderati ha un accordo con Forza Italia e ha contribuito all'ultima campagna per le europee degli azzurri, oltre ad avere chiuso patti anche con la DC di Totò Cuffaro. Il deputato è Marianna Caronia, l'ultima protagonista della fuga in corso dalla Lega in Sicilia. 2 addii in pochi giorni, prima Vincenzo Vinciullo, ora la Caronia, anche se il commissario siciliano Nino Germanà parla di un partito che ormai è una realtà nell'isola. Fatto sta che la Caronia contesta l'autonomia differenziata e non soltanto e aderisce a Noi Moderati. Nei giorni scorsi il partito di Lupi a livello nazionale aveva incassato l'adesione anche di Mara Carfagna, Maria Stella Gelmini e Giusy Versace. I rumors parlano di un ruolo da sottosegretario in arrivo nel governo Meloni. Forse non arriverà invece un assessore in Sicilia, viste le troppe richieste degli alleati, ma la strada verso una rappresentanza è comunque aperta. Intanto il caso Sicilia sui fondi del turismo scuote Fratelli d'Italia a livello nazionale, con uno scontro fra Giovanni Donzelli e il siciliano Maglio Messina, che non se le mandano a dire sul caso Auteri e non soltanto. La tensione nel partito di maggioranza relativa sembra proprio alle stelle. E sull'impegno dei cattolici in politica abbiamo sentito l'arcivescovo Renna, lo ascolteremo l'intero servizio subito dopo una breve pausa. A tra poco. Siamo tornati in studio, si chiama Istituto di Formazione all'Impegno Sociale e Politico Sant'Agata per Catania, ha lo scopo di fare impegnare i cattolici alla partecipazione alla cosa pubblica. Adelaide Barbagallo.
I cattolici non devono lasciarsi a facili lamentele sulla crisi della democrazia e sulla scarsa partecipazione al voto. Occorre avere il coraggio di fare proposte di giustizia e di pace nel dibattito politico. Un richiamo forte lanciato alle settimane sociali di Trieste da Papa Francesco e che a Catania non è rimasto inascoltato. Adesso fa un passo avanti con la nascita dell'Istituto di formazione all'impegno sociale e politico Sant'Agata per Catania. Noi cattolici abbiamo il dovere di partecipare alla vita politica, portando non semplicemente il desiderio di avere una posizione, ma il desiderio di far sì che tutti quanti vivano la democrazia, nessuno si senta davvero escluso. Il Presidente ha detto che una democrazia illiberale è una contraddizione in termini. Democrazia e libertà vanno coniugate. Al seminario una giornata di lavori per poi organizzare altri incontri di formazione sociale e politica che coinvolgano anche i giovani. Restiamo a Catania. Questa mattina manifestazione di protesta al porticciolo di Ognina contro il progetto di privatizzazione. Il servizio. No alla privatizzazione del porticciolo di Ognina. A Catania associazioni, esponenti politici e semplici cittadini si sono dati appuntamento per manifestare contro la variante alla concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune lo scorso ottobre alla società Tortuga. Io venivo qua quando ero piccola con mio papà con la manina. È veramente aberrante che si possa portare avanti un progetto di privatizzazione di una struttura del genere. Bisogna garantire alla città l'accesso al mare, che viene sempre più negato. Questo porticciolo è già in buona parte in mano ai privati, ci mandano uno specchio d'acqua e ci vogliono togliere anche quello, non è giusto, non lo vogliamo. Ancora una volta si attenta a un pezzo forte dell'identità di Catania, noi questo non lo consentiremo. Che le istituzioni ci ascoltino. Anche il sindaco Enrico Trantino è contro la variante e ha chiesto un intervento in autotutela all'assessorato regionale territorio e ambiente per interrompere i lavori al fine di garantire il preminente interesse pubblico. I manifestanti chiedono anche la rimozione dell'ingegnere Biagio Bisignani, responsabile dell'ufficio urbanistico del comune, per questioni di opportunità e perché la legge impone la rotazione dei funzionari. Tra sentenze e battaglie legali, la storia del porticciolo di Ognina è sempre stata tormentata. Adesso la Regione si riserva di revocare in qualunque momento la concessione, in presenza di una richiesta del comune. Ci fermiamo ancora al rientro, il calcio, cominceremo con il Catania, la partita contro l'Avellino è finita 2-2, sentiremo le parole di mister Toscano a tra poco. Siamo al calcio, finisce 2-2 al Partenio fra Avellino e Catania, in vantaggio prima con D'Andrea e poi con Stoppa. I rossazzurri subiscono per 2 volte la rimonta firmata Redan. Betters para un rigore in avvio e noi a questo punto proprio su questa partita sentiamo le dichiarazioni a fine gara di mister Toscano. Il segnale la squadra di forza l'ha dato oggi, nonostante il momento impegnativo e di emergenza, ma io avevo fiducia di tutti i ragazzi che possono dare il proprio contributo al Catania e oggi l'hanno dimostrato. Peccato perché è una partita che potevamo con un po' più di scaltrezza e più di mestiere portare a casa, anche se anche l'Avellino ha creato le sue occasioni per poter pareggiare la partita, però una volta andati in vantaggio si poteva fare qualcosa in più, ma sono stracontento della prova dei ragazzi che hanno fatto un passo in avanti rispetto alle partite precedenti e quindi mi fa ben sperare perché la crescita che stanno avendo dal punto di vista mentale è importante e di quello faccio i complimenti ai ragazzi perché non era facile venire qua ad Avellino, un campo difficile, una squadra forte come la nostra. E nella nostra situazione fare una partita, una prestazione del genere. E immagini di questa gara del Catania nella prossima edizione, quella appunto della notte del nostro telegiornale. Oggi ha giocato anche il Trapani di Aronica che dopo il Catania si rialza, al provinciale infligge una solenne sconfitta all'avversaria di turno, il Latina. Trapani Latina infatti finisce 4-0, le prime 3 reti nel primo tempo con una doppietta di Lescano, poi segna Bifulco e nel secondo tempo all'86esimo invece segna Spina.
mattina. Andiamo al Palermo, dunque siamo alla Serie B, vigilia di campionato per i rosanero che domani al Barbera sfideranno la Sampdoria. Sentiamo Marco Gullà. Aumentare i giri del motore e cambiare il trend casalingo, dove negli ultimi 9 mesi sono arrivate solamente 2 vittorie, una nella scorsa stagione contro la Sampdoria nel turno preliminare playoff e un'altra in questo campionato contro la Reggiana. In 9 mesi solo 2 vittorie al Barbera. Questi numeri dicono già tutto. Domani contro la Sampdoria il Palermo ha urgente bisogno di ossigeno, occorre una vittoria per dare una spruzzata di ottimismo all'ambiente e smuovere la classifica. Alessio Dionisi studia la formazione. Tra le possibili novità c'è quella relativa a Maneca. Il centrale ex Trabzonspor è pienamente recuperato e chiaramente si candida ad una possibile maglia da titolare al centro della difesa, posizione occupata nelle ultime partite da Nedelchauru. Alcune scelte sono in funzione, anzi diverse, sono in funzione dello spirito che va alimentato, va migliorato, però anche in queste 2 settimane io onestamente lo spirito l'ho visto cresciuto. Quindi a me lo spirito della squadra sta piacendo, poi dobbiamo migliorarlo, alimentarlo e è normale che i risultati alimentano questo e noi dobbiamo avere uno spirito positivo nonostante i risultati siano meno positivi di quelli che avremmo voluto ma che possiamo migliorare. Per quanto riguarda il reparto avanzato, dove Henry appare nettamente favorito per il ruolo di centravanti, tra le ipotesi al vaglio di Dionisi c'è anche quella relativa al possibile impiego a partita in corso di Brunori in una nuova posizione, anche se a dire il vero non è del tutto inedita, quella di trequartista alle spalle di una punta. Sampdoria domani a caccia di punti, il tecnico blu cerchiato Sottil in caso di risultato negativo rischia l'esonero. Domani al Barbera fischio d'inizio alle ore 17:15. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata.